È il video girato soltanto stamattina è già diventato virale. La rissa in Vaporetto a causa, parrebbe, di un tedesco che non voleva indossare la mascherina. Sono tutti dirigenti con la mascherina o qualcuno? Sono tutti dirigenti con la mascherina, anche perché il marinaio si preoccupa appunto di farli indossare, no? Quello sì. Veramente era molto carico stamattina e anche ieri, la linea che andava a Murano. Cioè io dovevo andare al cimitero e erano abbastanza calcati tutti. I turisti stanno tornando a ripopolare Venezia con i disagi di sempre, accentuati anzi dalla questione Covid, con vaporetti e imbarcaderi sovraffollati. E con l'ultima rissa sono tornate le polemiche e le invettive di residenti e pendolari. Ho la casa qui perché sono una studentessa. Tutti si dicono seriamente preoccupati anche per l'imminente apertura delle scuole, quando studenti e lavoratori torneranno ad affollare il trasporto pubblico, appunto. C'è più ammassamento, è più difficile stare tutti ammassati, anche perché adesso con le mascherine siamo in queste condizioni qua. Anche gli imbarcateri saranno tanto pieni di gente, non lo so, perché io sono entrata dentro, mi ho trovato un posticino e mi sono messa di angolo con la mia mascherina naturalmente. Per ragioni di sicurezza anti-Covid reclamano il potenziamento o anche semplicemente il solo ripristino delle corse, cancellate nel regime ridotto dei mezzi durante il periodo del lockdown, che si spera superato visto anche il ritorno di turisti da tutto il mondo. Milan. Yeah. And you decide to come here in Venice just for traveling? Or? Yes, just for a vacation. E dopo la famiglia di filippini che trascorrerà una settimana in laguna e che francesi del nord, giunti per un lungo fine settimana. Dunkerque dans le nord. Et vous restez ici à Venise pour combien de Le temps? week-end, on repart dimanche. Quindi la toccata e fuga di un giorno dai tedeschi. Live in Germany, in Stuttgart, called Stuttgart, and we are just for one day today. Potenziati già da lunedì prossimo, 24 agosto, i servizi di navigazione in laguna con le linee 2 fino a Rialto, 7 per Murano e inoltre intensificate le linee 14 e 6 per Lido e Punta Sabbioni. Così Brugnaro in una promessa su Twitter, dopo il provvedimento con cui Cafarsetti prevede di restituire le quote degli abbonamenti non usufruite durante il periodo del lockdown per il coronavirus.